aggiornamento dei casi sospetti, percorsi differenziati nei pronto soccorso di tutta la Marca. Con l'ISI l'USL 2 si prepara a fronteggiare il picco di coronavirus atteso per metà mese. Incontro nel pomeriggio tra sindacati e 3 SAVE, all'orizzonte la richiesta di cassa integrazione straordinaria per circa 200 dipendenti dello scalo trevigiano. Norme più restrittive in Tribunale Treviso per far fronte all'emergenza coronavirus. Il Presidente del Palazzo di Giustizia ha autorizzato la sospensione delle udienze civili e penali nel caso di aule non idonee. Le contromisure del Comune di Treviso per arginare l'emergenza coronavirus, pronto un piano per il telelavoro e un fondo di pronto intervento. Scuole chiuse fino al 5 aprile, le fake news attribuite al Ministero dell'Interno, notizia subito smentita dallo stesso Viminale. Intanto si cerca di gestire la chiusura fino al 15 marzo, ma non mancano le criticità. Saltano le finali di Coppa del Mondo di sci a Cortina, la Federazione Internazionale boccia la proposta italiana di far svolgere la manifestazione senza pubblico. Basket, la Serie A torna in campo ma a porte chiuse domenica, la 24esima giornata che vede la De Longhi Treviso Basket impegnata sul campo di Pesaro. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. In primo piano anche stasera l'emergenza coronavirus con i dati arrivati proprio pochi minuti fa con l'aggiornamento sui casi, sui contagi registrati in Veneto, aggiornamento delle 17, lo andiamo a vedere insieme con il supporto anche della grafica, ringrazio la regia. Allora, vediamo che in Veneto sono 511 i contagiati, quindi 23 in più rispetto al bollettino di questa mattina delle 9. Sono 6 casi in più per quanto riguarda Padova, 4 in più per Belluno, 1 in più per Treviso, 10 in più per la provincia di Venezia, salgono a 96 e poi 50 a Verona con un caso in più rispetto al dato di questa mattina, 30 a Vicenza, 5 in più, 84 resta invariato il numero del cluster di Vo che ricordiamo finisce la quarantena proprio in queste ore. E ancora 7 i casi da assegnazioni in corso, meno 4 rispetto a questa mattina e 3 i casi legati in qualche modo al focolaio della Lombardia. Per quanto riguarda invece i ricoveri, sono 155 i degenti ricoverati per Covid-19 in Veneto, 11 casi in più rispetto al bollettino di questa mattina. 39 di questi sono in terapia intensiva, quindi 12 in più. Resta invariato invece il numero delle persone che hanno perso la vita con Covid-19, sono 12 in Veneto. E allora, vediamo come la Marca Trevigiana, l'ULSS della Marca Trevigiana si sta preparando con un piano straordinario per far fronte ad un eventuale picco atteso per metà marzo. Ci stiamo preparando, abbiamo creato delle aree anche in terapia intensiva, chiaramente perché se questo picco va a aumentare, ecco, noi cerchiamo di essere pronti. Posti aggiuntivi per il ricovero e l'isolamento dei casi sospetti, percorsi differenziati nei pronto soccorso di tutta la Marca, supporto psicologico agli operatori. Così l'USL 2 si prepara a fronteggiare il picco di coronavirus atteso per la metà del mese. In particolare al Cafoncello da lunedì entrerà in funzione il pre-triage nelle tende allestite dalla Protezione Civile. Qui dovranno transitare i casi sospetti con sintomi lievi. Il focolaio principale resta quello della geriatria, con i pazienti asintomatici che stanno ritornando nelle loro case. Altri 28 saranno trasferiti in ospedale di comunità, tutti riconducibili alla geriatria i decessi trevigiani morti che non sono di coronavirus ma con coronavirus. La differenza è sostanziale. Non sono morti a causa del Covid-19 ma a causa delle patologie di fondo che erano presenti. Se possiamo fare un esempio, è un pochino come succede quando c'è un'epidemia di influenza. Durante l'epidemia di influenza questa fascia di età è caratterizzata da un'elevata mortalità. E c'è un numero che registra un fenomeno, quello delle polmoniti virali. Fino al 31 gennaio 2020 nell'USL 2 ci sono stati 572 casi contro i 639 del 2019. Abbiamo un delta di meno 64 casi rispetto all'altro anno, dove il Covid non esisteva, c'erano solo le polmoniti virali legate a H1N1
al virus dell'influenza A o B, e come vedete alla fine è un falso allarme, perché abbiamo meno casi di polmonite dell'altro anno. L'altro anno nessuno si preoccupava, oggi con questa grande preoccupazione comunque i casi che noi abbiamo sono inferiori a quelli dell'altro anno. Ma per un focolaio, quello della geriatria circoscritto, ce n'è un altro riconducibile alla frequentazione di un club di balli latinoamericani di Ferrara. Mi dicono gli epidemiologi che c'è un nuovo focolaio che è arrivato anche da noi, mi pare fosse già a Rovigo, ovviamente colpendo anche delle persone del nostro territorio. Faremo fronte anche a questo. Nel frattempo si aspettano con ansia i 40 nuovi operatori sanitari che saranno però assunti da inizio aprile, anche per sostituire quei medici e sanitari a casa in quarantena perché i risultati positivi ai tamponi. Nel frattempo turni massacranti e ferie sospese, ma si va avanti a testa alta. Continueremo a tenere duro fino a quando arriveranno anche i rinforzi, che speriamo il più presto possibile. Governatore Zaia parla dei nuovi contagi, dice in una crescita ma non esponenziale, poi torna sulla questione dei medici e infermieri in quarantena, anche se negativi ai tamponi. La crescita non è esponenziale come previsto dagli algoritmi, probabilmente ancora in questa fase la tenuta sul contagio è positiva. Diciamo che se continua così abbiamo anche speranze di chiuderla velocemente questa partita. Certo è che ci vorranno ancora settimane per capire poi alla fine come sarà. Parole che appaiono come una luce, seppur ancora distante in fondo al tunnel. Aumentano i contagi da coronavirus in Veneto, ma non in modo esponenziale, ha spiegato il presidente Zaia. L'emergenza però nella nostra regione come nel resto del paese continua e i prossimi giorni, le prossime settimane saranno decisivi per capire l'evoluzione del contagio. A preoccupare ora è la tenuta del sistema sanitario. Se si stanno predisponendo posti letto in più per la terapia intensiva negli ospedali, si deve far fronte all'emergenza legata agli operatori sanitari in quarantena, 732 in Veneto. Tra loro anche medici e infermieri, 564 in tutte le ULSS, che seppur negativi al tampone sono in isolamento domiciliare, secondo quanto predisposto dal Ministero della Salute, perché venuti in contatto con pazienti positivi. Per loro il governatore Zaia chiede che possano tornare ad operare in corsia. So che in queste ore stanno discutendo a Roma, spero che arrivi il benestare per poter, ovviamente con tutte le tutele del caso, garantendo che sia un tampone quotidiano a tutti coloro che sono negativi ma che hanno avuto dei contatti inevitabili con i pazienti, di poter tornare a lavorare. Alla proposta del presidente Zaia replica la CGIL del Veneto con Iva Bernini, referente funzione pubblica, che parla di una follia di dichiarazioni inaccettabili e fuori luogo. Giochiamo a capirci, spiega Bernini, o qui si rema insieme per affrontare l'emergenza con senso di responsabilità e sobrietà anche rispetto alla comunicazione e alle procedure, o diversamente qui salta tutto. Ma sono gli stessi sanitari a chiedere di poter lavorare, sottolinea Zaia. Loro stessi ci dicono fateci lavorare, per la nostra missione è quella di curare i cittadini, siamo abituati a stare in mezzo alle malattie infettive, insomma abbiamo dispositivi, abbiamo addestramento per farlo, fateci lavorare. Intanto il governatore del Veneto torna sulla richiesta di togliere i cordoni intorno a Vo, che va verso la fine della quarantena, e di far tornare i suoi abitanti alla normalità. Io sostengo che la partita di Vo deve essere chiusa, aprire assolutamente i blocchi, i cittadini sono stati eccezionali, hanno dimostrato un senso di responsabilità e di civiltà unica. Vo è messa in ginocchio, dovremmo ricordarsi di Vo per prima in assoluto. Vo paga il conto di una comunità che ha avuto un isolamento fiduciario da subito, pensando, ipotizzando che ci fosse solo un focolaio in Veneto, che quindi fosse quello di Vo. Norme più restrittive in tribunale a Treviso per far fronte all'emergenza coronavirus. Il presidente del Palazzo di Giustizia ha autorizzato la sospensione delle udienze civili e penali nel caso di aule non idonee. Per gli avvocati di Marca una vittoria a metà. Ecco il provvedimento tanto atteso che sta facendo il giro degli studi legali di Marca, con cui il presidente del Tribunale di Treviso, Antonello Fabbro, autorizza la sospensione delle udienze penali e civili non urgenti, una sospensione che però è condizionata all'idoneità delle aule e alla loro capacità di garantire le distanze di sicurezza. In realtà l'Ordine degli Avvocati aveva chiesto un rinvio tout court senza tante distinzioni, ma qui più che il singolo tribunale a muoversi dovrebbe essere il governo. Ci troviamo anche noi a navigare a vista di fronte a delle problematiche che meriterebbero una cabina di regia al vertice sicuramente
più attenta di quella assolutamente assente che ci ha accompagnato in queste prime fasi. Mi auguro che venga posto fine a questo silenzio fragoroso che accompagna la presenza del Ministero della Giustizia in tutta questa situazione. Conferma l'astensione fino al 20 marzo la Camera Penale di Treviso, che riunisce 100 legali della Marca. In ballo non c'è solo la salute ma anche il diritto alla difesa. Se il processo diventa una farsa non è un processo. Se nel processo non viene tutelata la salute e non viene tutelato il diritto di difesa, non è un processo e non è giustizia, è denegata giustizia. Dobbiamo avere il coraggio delle nostre decisioni. Coraggio quindi per uno stop generale che faccia salve le urgenze. Non sarà questo il caso in cui per un rinvio dovuto a una epidemia di livello nazionale che si è accanita contro la nostra regione succederà il finimondo. Incontro nel pomeriggio di oggi nella sede di Assindustria Treviso tra sindacati AIR3 e SAVE, la società che controlla gli aeroporti veneti, per affrontare l'emergenza coronavirus e quindi il crollo dei voli aerei anche nello scalo trevigiano Canova. All'orizzonte la richiesta di cassa integrazione straordinaria per circa 200 dipendenti dell'aeroporto trevigiano. La riunione si è conclusa da poco e ora sentiamo le parole del segretario generale della CGIL di Treviso, Mauro Visentin. Visentin, cosa è emerso oggi pomeriggio e qual è la richiesta unanime del tavolo? Oggi è emerso sostanzialmente che c'è un calo di personale viaggiante nel trasporto aereo e che questo calo determina un minor impegno di forza lavoro. Questo ha determinato anche una richiesta da parte di AIR3 di aprire una procedura per la cassa integrazione dei dipendenti. Ovviamente noi abbiamo chiesto che questo venga fatto attraverso la tutela, attraverso la rotazione, attraverso la tutela dei rapporti di lavoro e il personale che verrà interessato a questo tipo di operazione sostanzialmente è tutto il personale, circa 200 dipendenti di AIR3 più l'indotto. Intanto lezioni sospese fino al 15 marzo, anche se il governo sta valutando l'ipotesi di estendere il provvedimento e si parla di una riapertura dopo il 3 aprile e non mancano le fake news. Il tema della sospensione delle elezioni resta sempre in primo piano nell'agenda del governo sulla gestione dell'emergenza coronavirus. È di 2 giorni fa la decisione di tenere chiuse le scuole per l'attività didattica in tutta Italia fino al 15 marzo, ma si sta già valutando l'ipotesi di estendere il provvedimento e si parla di una ripresa dopo il 3 aprile. A dimostrare come la questione sia al centro del dibattito le fake news che ruotano intorno alla scuola, ultima in ordine di tempo quella delle ultime ore relativa ad un fantomatico comunicato stampa attribuito al Ministero dell'Interno in cui si diceva che il premier Giuseppe Conte aveva disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado fino al 5 aprile. È stato il Viminale pochi minuti dopo a smentire la notizia sul suo sito. Nessuna notizia in tal senso è stata pubblicata sul sito istituzionale interno.gov, si legge sulla home page. È intervenuto anche il ministro dell'istruzione Lucia Azzolina con un post sulla sua pagina Facebook. Chi fa questi giochini si diverte alle spalle di milioni di studenti e genitori della scuola. Lo trovo intollerabile, ma possiamo tutti fare qualcosa per fermare questa follia delle fake news virali. Intanto istituti e docenti si stanno organizzando con lezioni e compiti a distanza per continuare quanto possibile il programma. Ci stiamo attrezzando grazie alla collaborazione e al lavoro degli insegnanti e del personale di segreteria per poter attivare la formazione a distanza. Ma come nel caso dell'Epido Rocco e delle altre scuole professionali, la didattica a distanza è possibile solo per le materie teoriche, mentre i laboratori fondamentali per queste scuole non sono al momento attuabili e così in aiuto di studenti e docenti arrivano le aziende. Che tengono i nostri ragazzi in stage, tirocinio o in apprendistato, perché questo consente loro di continuare quella formazione professionale che poi è il fulcro delle nostre scuole. E c'è forte preoccupazione per quegli studenti che quest'anno devono sostenere la maturità. Sentiamo la voce della rete degli studenti medi molto critici nei confronti dei provvedimenti del governo. Si può facilmente capire come mai i ragazzi si trovino ancora fuori, come mai i ragazzi siano comunque nei bar, come mai i ragazzi non
non completamente rispettino questi provvedimenti, e non tutti. Semplicemente perché è impossibile, è inimmaginabile che dei ragazzi comunque abituati ad avere una vita sociale, abituati almeno a incontrarsi a scuola, non possano più vedersi, debbano rimanere bloccati per 3 settimane. Sono d'accordo con la chiusura delle scuole, ma non rinunciano alla loro normalità. Non chiedeteci, dicono, di non incontrarci. Parla il coordinatore della rete degli studenti medi di Treviso attraverso il suo cellulare da Marghera, dopo aver ascoltato i colleghi di tutto il Veneto. È una cosa impossibile. Ci rendiamo conto che comunque presentano un rischio, ma questo fa capire come la regione, come la nazione non sia pronta, non sia preparata su metodi aggregativi differenti. Accusano la mancanza di spazi all'aperto, così come le lacune del sistema di didattica online che sarebbe stato proposto per ovviare a questo vuoto di ormai 3 settimane di lezioni in classe. Purtroppo la cosa è impossibile, poiché, come dicevo, non ci sono vere piattaforme online, lo studente non è mai stato preparato ad affrontare una piattaforma online ed è molto difficile. Il tutto si limita semplicemente ai professori, la maggior parte dei professori che dà compiti tramite registri elettronici. Questo è comunque fermare un programma scolastico. Poi c'è grossa preoccupazione per i maturandi. Gli studenti medi chiedono certezze proprio nel momento in cui, in queste ore, virtualmente il ministro Azzolina stava dichiarando no al 6 politico, serve un piano di emergenza per la maturità. Il processo a Ponte Dante di metà Quaresima, previsto per giovedì 19 marzo, non si terrà. A darne notizia Franco Grespan, presidente del gruppo folcloristico trevigiano, in rispetto alle normative legate alla diffusione del coronavirus e alle limitazioni a possibili nuovi focolai di infezione. Ma questo non vuol dire però che l'edizione 2020 del Rogo della Vecia sul Sile non si terrà. Dal sindaco Mario Conte la volontà di spostare l'evento probabilmente il 3 aprile, prima di Pasqua, quando comunque si spera che ogni possibile contagio sia definitivamente scongiurato. E proprio il comune di Treviso è pronto ad adottare delle contromisure per arginare l'emergenza coronavirus, a partire da un piano per il telelavoro. Non c'è ancora l'ufficialità, ma Casugana starebbe organizzando il telelavoro in caso di contagio da coronavirus. Un provvedimento di emergenza, peraltro previsto da tempo, ma finora è rimasto sulla carta. Ma nell'incertezza di questa settimana pare proprio che l'assessore Manera abbia iniziato a costruire il possibile municipio virtuale in caso di coronavirus. Di sicuro in questi giorni e in via preventiva pare che quasi tutti i dipendenti siano stati contattati per poter continuare le attività anche da casa in caso di uffici chiusi. L'assessore non conferma ma non smentisce, probabilmente per non alimentare ulteriori timori tra i cittadini, che invece potranno beneficiare di un fondo coronavirus, che per molti è più che altro un fondo antiburocrazia. Già, perché forse molti non sanno che le procedure amministrative in un comune sono rimaste invariate, quelle del nostro comune sono rimaste invariate, e quindi questo fondo servirà appunto in caso di emergenza. Già, le procedure che prevedono autorizzazioni, delibere e affidamenti con gli inevitabili tempi tecnici. Ecco il perché della scelta. Sì, abbiamo creato un fondo nel nostro bilancio, abbiamo estratto 100.000 euro appunto per mettere a disposizione per questa emergenza. È importantissimo questo, dare la disponibilità al sindaco, alla giunta tutta, di intervenire nei casi di acquisti diretti come prodotti di sanificazione, a mucchina o guanti o qualsiasi cosa serve in questo momento per superare questa emergenza. Tra gli interventi possibili uno riguarda il sostegno alle famiglie per gli asili. Una parte potrà essere utilizzato a ristoro totale o parziale, stiamo valutando, per quello che sono le rette degli asili parificati. È il momento di fermarci per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta con la cronaca. Un incendio è scoppiato questa mattina in un'abitazione a Sala di Istrana. La causa del rogo è probabilmente il malfunzionamento di una canna fumaria. Le fiamme hanno danneggiato gravemente il tetto di un'abitazione. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, del distaccamento di Castelfranco, Montebelluna, l'autobotte e l'autoscala da Treviso. L'allarme era scattato in mattinata. E adesso parliamo di truffe sul web con la polizia di Conegliano, che ha sequestrato un sito internet. Veniva pubblicizzato un albergo di lusso a Cortina mai esistito, con tanto di offerte turistiche.
Nel sito erano state postate immagini di un hotel di lusso a Cortina con proposte di pacchetti turistici. Peccato che quell'albergo non esistesse. Le foto utilizzate riguardavano infatti uno chalet situato in Svizzera. La truffa era semplice, posti bellissimi, paesaggi mozzafiato e commenti entusiastici da ogni parte del mondo con false recensioni di clienti. Nella trappola è finito un cittadino di Conegliano che aveva versato una somma di denaro come acconto per la prestazione mediante la propria carta di credito, poi bloccata. Le indagini degli investigatori di Conegliano hanno portato a scoprire la truffa. Il sito creato ad hoc è stato chiuso dalla polizia con notifica ai provider del provvedimento di sequestro preventivo del giudice per le indagini preliminari. Questo per evitare ulteriori truffe a terzi. Nei guai è finito un veneziano domiciliato a Crotone con precedenti specifici già agli arresti domiciliari che lucrava da questa attività illecita. Sport, basket, dopo il rinvio del turno precedente causa emergenza coronavirus, la Serie A torna in campo a porte chiuse questa domenica per la 24esima giornata che vede la De Longhi Treviso Basket impegnata sul campo di Pesaro alle 17:30. Squadra al completo per coach Menetti in uno scontro molto importante in chiave salvezza. TVB infatti è attualmente al 13° posto con 16 punti. Pesaro chiude la classifica al 17° posto con 2 punti. E adesso sentiamo dal nostro generale Giancarlo Iannicelli come saranno le condizioni meteorologiche per questo fine settimana. Anticiclone su di noi ancora debole, quindi tempo ancora non molto stabile. Comunque il grosso degli sistemi perturbati scorreranno ancora sulle Alpi o a nord delle Alpi e noi ne risentiremo gli effetti solo in modo indiretto. Quindi prevediamo per domani un po' su tutte le nostre zone, inizialmente ancora una nuvolosità irregolare, ma poi un veloce miglioramento, quindi dei rasserenamenti generali. Per domenica cielo in prevalenza poco nuvoloso, sereno, dal tardo pomeriggio però nuovo peggioramento, si approssima a un nuovo sistema perturbato che apporterà poi per lunedì un cielo molto nuvoloso, coperto con delle possibilità delle precipitazioni sparse. Poi da martedì nuovo miglioramento, una nuvolosità variabile tipica di marzo e dovremo aspettare ancora la fine della prossima settimana per qualche possibilità di precipitazione. Questo fine settimana i venti inizialmente deboli dai quadranti settentrionali, poi di direzione variabile, le temperature 3-4 gradi per domani, poi addirittura 6-7 gradi per domenica, le massime dai 12 ai 14 gradi. L'alta Adriatico inizialmente mosso, ma poi tende a poco mosso. È tutto. È il momento di aprire la pagina con le notizie da Belluno e provincia. In primo piano anche qui l'emergenza coronavirus, misure di precauzione rinforzate negli ospedali di Feltre e Agordo a fronte di una infezione da Covid-19 che sostanzialmente è stabile negli ospedali bellunesi. I comuni di Belluno e Feltre hanno attivato i COC. Si è diffusa una certa apprensione stamani all'ospedale di Feltre, dove chi vi è entrato per far visita ai propri congiunti non ha potuto non notare che rispetto alla giornata di giovedì il personale tutto indossava la mascherina. Di più, la circostanza della chiusura del bar del Santa Maria del Prato ha fatto temere che la situazione fosse più seria. Contattato telefonicamente, il direttore generale dell'Ulse Dolomiti ha chiarito: abbiamo rinforzato le misure di precauzione nel rispetto delle norme, ha spiegato Adriano Rasi Caldogno. Invece i gestori del bar, che in questi giorni ha visto il crollo dei clienti, hanno chiesto di poter ridurre l'attività. Al Santa Maria del Prato sono stati temporaneamente sospesi gli interventi programmati a scopo preventivo, mentre sono garantite tutte le urgenze. I primi tamponi eseguiti su 27 operatori sanitari avviati all'isolamento domiciliare sono risultati tutti negativi. All'ospedale di Agordo, dopo il riscontro della positività di un tampone per infezione Covid-19, la riorganizzazione dell'attività dell'ospedale ha previsto la sospensione dei ricoveri per la medicina e lungodegenza ospedale di comunità, la sospensione dell'attività ambulatoriale della medicina e la sospensione delle attività chirurgica, di chirurgia generale e ortopedia. I ricoveri e le prestazioni urgenti sono garantiti dalla rete aziendale. Operativo il pronto soccorso. A Belluno e Feltre le amministrazioni comunali hanno attivato i COC. La gestione sanitaria dell'emergenza è esattamente gestita dall'ULS, che con il proprio personale sanitario è in contatto con le persone in isolamento fiduciario. Da parte nostra quindi abbiamo oliato la procedura per portare assistenza a queste persone in caso in cui ci siano segnalate esigenze, portare una spesa, assicurare farmaci, e questo viene assicurato dalla funzione assistenza alla popolazione del COC. A Belluno da giovedì l'accesso alla casa di riposo Gaggialante è consentito solamente al personale in servizio. Per questo Sersa ha messo a disposizione dei residenti della struttura
addirittura 8 tablet con WhatsApp per agevolare le videochiamate per vedere e parlare con i parenti a casa. Intanto oggi si registra un'impennata delle persone ricoverate per sintomatologia sospetta da Covid-19, che sono 10, 8 in più rispetto a ieri, e delle persone in quarantena che sono arrivate a 73. Entrando nel dettaglio dei numeri, i tamponi negativi sono 111, 31 in più rispetto alla giornata di giovedì. Quelli in attesa di esito 41 e i positivi sono 14, 6 in più rispetto a ieri. Intanto saltano le finali di Coppa del Mondo di sci a Cortina. La Federazione Internazionale ha infatti bocciato la proposta italiana di far svolgere la manifestazione senza pubblico, chiedendo alla FISI di cancellare l'evento. La formalizzazione della rinuncia dovrà arrivare entro le 24 di oggi, lo comunica la stessa FISI in una nota. La Regione, in accordo con la FISI, aveva presentato una dichiarazione che testimoniava come Cortina non abbia presenza di persone positive e che comunque la situazione sanitaria è sotto controllo. Questo però dà anche una dimensione della percezione che c'è all'estero delle nostre comunità e dell'Italia, ha dichiarato il Presidente Zaia, che ha continuato: bisogna pensare che è un'emergenza, che ad un'emergenza si somma una seconda, non meno grave emergenza, quella economica. Occorre che a tutela delle attività, delle imprese e della libera circolazione dei cittadini sia recuperata sotto il profilo reputazionale l'immagine del Paese, attualmente e per chissà quanto tempo ancora percepito dalla comunità internazionale come un problema, ha concluso il governatore Zaia. E torniamo a parlare del futuro del Nevegal, perché dopo la clamorosa retromarcia del sindaco di Belluno sulla possibilità di realizzare la NewCo, l'opposizione non risparmia le critiche. La notizia ve l'abbiamo anticipata martedì scorso, quando il Comune di Belluno in una nota ha comunicato di rinunciare definitivamente alla realizzazione di una NewCo per la gestione degli impianti del Nevegal. Per senso di responsabilità, scrive il sindaco, per poter accedere a modalità concrete di finanziamento, ho dato la disponibilità del Comune ad acquisire la proprietà degli impianti. Per l'opposizione una clamorosa retromarcia che ha fatto perdere tempo prezioso, nonostante fosse sin da subito chiaro che la legge non avrebbe consentito al Comune di portare a casa la NewCo. Ha dovuto fare il gioco forza retromarcia, chinarsi a quello che era uscito nella riunione del 19 settembre in Genio Civile di Belluno, che era quella della disponibilità della Regione e anche della provincia a mettere dei soldi su una società completamente pubblica. I mesi trascorsi di tira e molla sono stati inutili, incalza il capogruppo di Civiltà Bellunese Liga Veneta Repubblica. C'è quest'uomo che fa le piroette in mani, dice l'ha fatto per rispetto istituzionale, non si dice che in realtà è una sua sconfitta bella e buona, soprattutto anche degli operatori che stanno sul colle e di tutti i portatori di interesse. Il passaggio di proprietà sarà subordinato all'individuazione di un gestore privato tramite gara pubblica. I vertici di Alpe del Nevegal, come era noto, si sono dichiarati disponibili fin da subito alla cessione degli impianti, che potrebbe non essere a costo zero. È immotivata per noi questa girovolta. Perde tempo, la questione del Nevegal è ormai al lumicino, avremmo forse guadagnato una stagione in più e fatto altre cose. È un sindaco social ma non socialmente utile. Della nuova partita farà parte anche la provincia di Belluno. Il presidente Padrina ha annunciato che si confronterà presto con il nuovo consiglio provinciale per studiare le prossime mosse che potranno essere messe in campo. Siamo agli appuntamenti con la nostra programmazione. Subito dopo di noi, nuova puntata di 20 e 10, parleremo della sospensione delle lezioni nelle scuole italiane almeno fino al 15 marzo, insieme a Luisa Tarlon, presidente del Consiglio d'Istituto del Duca degli Abruzzi di Treviso, e a Carlo Garzera, coordinatore della Rete Studenti Medi del Veneto. E poi a seguire, come ogni venerdì in prima serata, torna una nuova puntata della nostra storia dalle 21:15. Come si conviene per la nascita di qualcosa che si spera essere utile ed importante, c'erano davvero tutte le autorità trevigiane ed anche il presidente della regione Carlo Bernini stamane a Palazzo Scotti per l'insediamento dell'azienda di promozione turistica di Treviso, la cui struttura, presieduta da Giampaolo Miotto, è già al lavoro da 4 mesi. Mancava però il battesimo e la solenne cerimonia è stata anche, se non soprattutto, l'occasione per delineare intenti, obiettivi e spunti per un lavoro che ha il colossale obiettivo di rilanciare in chiave turistica una Treviso che in quest'ambito è tristemente ultima nel panorama delle città venete. Iniziava così il servizio del 9 novembre dell'87 dedicato all'azienda di promozione turistica di Treviso. E il turismo sarà uno dei temi della nuova puntata della nostra storia, in onda ogni venerdì sera con replica il sabato pomeriggio su Antenna 3. In studio commenteremo i servizi dell'epoca con l'attuale assessore regionale Federico Caner.
ma anche la situazione causata dal coronavirus che ha messo in ginocchio l'intera macchina turistica veneta. Poi passeremo al tema ambientale con uno dei volti storici di Italia Nostra, l'architetto Berto Zandegiacomi. Con lui commenteremo queste immagini davvero impattanti che ci ricordano come anche noi ci siamo creati la terra dei fuochi, con le cave diventate discariche in cui buttavamo davvero di tutto. Un esempio dai nostri archivi? Ecco la cava di Silea nel 1980, è quello che ancora oggi tiene coperto da qualche strato di terra e dall'oblio di chi non ha o forse finge di non avere memoria. È davvero tutto per questa edizione, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buona serata. Super fresco a Ponte della Priula, negozio fuori dal coro. Super fresco a Ponte della Priula, qualità al giusto prezzo. Bentrovati al meteo. Tempo in prevalenza stabile nella giornata di sabato 7 marzo e sarà così per tutto il weekend. Ma vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto al mattino cielo a tratti nuvoloso e non si escludono anche dei piovaschi, specie sulle aree meridionali della nostra regione. Sarà più asciutto e soleggiato nella seconda parte della giornata. Temperature in lieve aumento, minime comprese tra -1 e 6 gradi, valori massimi invece tra 12 e 16 gradi. Condizioni di bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, sole prevalente salvo per qualche addensamento sulle zone costiere. Temperature minime tra 2 e 7 gradi, massime invece tra 13 e 15 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Trentino Alto Adige, anche qui sarà soleggiato, locali nevicate a bassa quota sui confini alpini. Temperature minime fino a -1 grado, massime invece sui 14 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Amaro Montegrappa, alcol da cereali con erbe ed estratti naturali. Amaro Montegrappa, chiedilo al tuo bar.